dopo la strage del 19 ottobre 1944 ci fu l'incontro fra Canepa e Finocchiaro Aprile. Che cosa ci può dire di questa Intanto cosa? che c'era un riconoscimento reciproco, diciamolo francamente, perché Canepa veniva da una realtà estranea alla Sicilia, però Finocchiaro Aprile, che era una persona molto attenta, molto acuto, eccetera, capiva e che era stato anche lui un siciliano che aveva lavorato fuori dalla Sicilia, perché il siciliano che lavora fuori dalla Sicilia torna più rafforzato nelle idee sicilianiste, quindi gli dà fiducia. Ma anche Canepa dà fiducia a Finocchiaro Aprile e lo riconosce come capo carismatico di tutto il movimento separatista, senza distinzioni né di correnti né di eccetera. Dimostra veramente è un momento di grande unità e di grande consapevolezza sicilianista questo incontro, è molto importante. E si decise in questa occasione In questa occasione, ecco, alla provocazione della strage. Devo dire che anche nel congresso di Taormina, come risulta dai verbali della polizia, avvenivano, dopo i lavori congressuali, avvenivano delle riunioni segrete e la polizia sospettava bene che si parlasse di costituire un esercito, insomma, una formazione armata rivoluzionaria. Quando diciamo ci sono però dei precedenti. Intanto la Lega Giovanile Separatista era sempre organizzata come se da un momento all'altro dovesse andare in montagna, c'era la guardia alla bandiera, insomma c'era un rituale proprio da formazione paramilitare. Poi c'erano stati due precedenti che si riveleranno molto utili, perché vedete, io devo dire questo, che la storia del Levis non è stata mai fatta e che gli stessi protagonisti non conoscevano completamente la vicenda militare siciliana. Erano arrivati in Sicilia i Caimani di Sicilia, una formazione paramilitare vera e propria, militare, che si chiamava Caimani di Sicilia, e un'altra i Cavalieri della Libertà, che avevano i campi pure nei Nebrodi, che avevano il campo nei Nebrodi. I Cavalieri, e poi queste formazioni dovevano partecipare alla guerra di liberazione in Italia, però avrebbero partecipato con la bandiera siciliana e possibilmente con divise diverse. Agli inizi fu dato il via dalle autorità locali, perché diversamente in tempo di guerra non è che si poteva fare campi di addestramento, eccetera, eccetera, che non fossero quelli degli eserciti occupanti. Però poi arriva il contrordine sia per l'una che per l'altra formazione, in tempi leggermente diversi, e quindi debbono tornare tutti a casa perché? Perché c'era l'accordo ad alto livello di non dare l'indipendenza alla Sicilia, quindi qualunque precedente che disturbasse questa scelta doveva essere eliminato. E quindi questa è la situazione, insomma. I giovani che volevano andare in questi campi erano moltissimi, ma Canepa aveva il senso anche della politica, perché era anche uno statista, un politico, quindi non affollò il campo di Cesarò, anche se diciamo certamente se teneva sempre i contatti con la Lega Giovanile Separatista, con altre formazioni, proprio per pigliare i migliori e farli andare al campo. Con Canepa Levis svolge una grande funzione, che è la funzione di legittimare l'indipendentismo siciliano in campo internazionale, perché in base alla Convenzione di Ginevra, in base alla Convenzione dell'Aia, le formazioni irregolari, che però avessero bandiere, regolamenti, una visibilità, venivano paragonati in caso di prigionia alla formazione ufficiale di un esercito, di uno Stato realmente esistente. Canepa fin dall'inizio adottò questa tattica, cioè non era tanto la vittoria militare, infatti non ci sono combattimenti durante la gestione del Levis, anche se ci sono azioni paramilitari e propedeutiche alle battaglie, non ci sono combattimenti proprio perché, ma è vincente, la manovra di Canepa è vincente perché diciamo c'erano anche le frecce, le tabelle stradali, la segnaletica stradale che indicava dove era il campo del Levis. E infatti quando Canepa era vivo, ma non era
presente il 30 maggio del 1945 ci sarà un rastrellamento e sarà occupato il campo del biviere di Cesarò, che c'era il campo insomma praticamente dell'Efesi, però siccome erano stati preavvisati i ragazzi dell'Efesi, loro si allontanano, per cui quando arriva l'esercito trova un campo vuoto e può prendere solo qualche ferro vecchio.